Via libera del Consiglio dei Ministri all'emendamento il DDL sulla concorrenza delle concessioni balneari con la messa a gara dal 1 gennaio 2024. Uno stop al regime di proroga durato anni e che riguarda anche circa 200 concessionari operativi della costa veneta. Siamo parzialmente soddisfatti perché sono state accolte sicuramente delle istanze che avevamo avanzate, una su tutte il riconoscimento del valore aziendale delle imprese. È evidente che si dovrà scendere ad un livello ulteriore di dettaglio e soprattutto si dovrà garantire la possibilità di dare poi una cornice regionale perché le caratteristiche distintive, ad esempio di Regione Veneto, la rendono differente da altri territori costieri e quindi insomma poi questo disegno generalista di visione andrà calato sui territori e gli Gli obiettivi sono quelli di assicurare un utilizzo più sostenibile del demanio marittimo e promuovere più concorrenza sulle concessioni balneari. Ci sarà un periodo transitorio con la previsione che già dopo l'estate 2022 potrebbero essere aperti i primi bandi. È chiaro che questa regione virtuosa e forte, io credo debba essere messa in condizione di far sì che chi fino a oggi ha operato e ha operato bene nel rispetto della norma e nel rispetto anche dei principi di libera concorrenza, perché in Veneto già sono state assegnate delle concessioni, come dire, per effetto di percorsi di evidenza pubblica e quindi siamo concentrati, stiamo lavorando, abbiamo gli occhi sulla palla perché abbiamo una grande responsabilità che è quella di tutelare tutti i nostri associati, ma siamo al tempo stesso fiduciosi perché è da tempo che ci stiamo preparando e siamo consapevoli di quella che è la nostra forza. Preoccupati gli albergatori. Riguardano soprattutto la scarsa forse tutela del sistema ricettivo dell'Alto Adriatico, che ha certamente delle specificità diverse dal resto della costa italiana. Quando parliamo di queste peculiarità intendiamo il fatto che per noi la spiaggia è un annesso dell'offerta turistico-ricettiva, quindi il concetto del tutto incluso per noi è sempre stato il cardine della nostra offerta. In questo caso, viste le indicazioni ricevute, pare non essere tutelato, non essere attenzionato quanto merita questa specificità.